Tanti auguri sinceri per le festività natalizie e di fine ed inizio anno. Uno dei più antichi calendari cristiani esistenti, risalente all'anno 354, attesta che all'epoca dell'antica Roma il Natale veniva già festeggiato il 25 dicembre. Tale data corrisponde alla festività pagana del Sole Invitto, ossia la celebrazione del solstizio d'inverno e precisamente la nascita del nuovo sole dopo il giorno più corto e più buio dell'anno. Dopo la lunga notte nasce il nuovo giorno. Così io spero che per voi tutti questo sia veramente un Natale di luce e di rinascita, la luce della ragione, dell'amore, della pace. Un antico proverbio ebraico dice che una pace cattiva è meglio di una guerra buona. Con la pace infatti tutto è possibile, con la guerra invece tutto è perduto. E ciò vale per le nazioni come per i singoli e per le nostre famiglie. Io spero allora che cessi ogni guerra e che ciascuno di noi, per dirla con Benjamin Franklin, sia in guerra con i propri vizi, ma in pace con i vicini e che il nuovo anno ci aiuti ad essere migliori. A tutti i veneti, ai veneti nel mondo, a quanti vivono e lavorano onestamente nella nostra regione, l'augurio di giorni il più possibile sereni, sgombri da ogni ansia e dolore e preoccupazione, ricchi di soddisfazioni e di gioia. Buon Natale!